Allora, il quarto e conclusivo premio speciale è sempre un premio molto carico di spettacolo, perché all'interno della nostra manifestazione inseriamo il premio personaggio TV dell'anno. Ogni anno sono venuti a ritirarlo tanti nomi del mondo della televisione, dello spettacolo in genere, e quest'anno sono doppiamente contento perché, insomma, a parte che è un amico, è un ragazzo che è cresciuto stagione dopo stagione, diventando veramente un volto molto conosciuto della televisione siciliana. E allora a questo punto chiamo qui sul palco per ricevere il premio personaggio TV dell'anno Cristiano Di Stefano. Tu non sei un giocatore. Non sei un giocatore. Ah no. Mi sembra una fetta di carne, come diciamo noi qua a Catania. Buonasera a tutti, grazie. Grazie per questa accoglienza, grazie per il vostro calore. Tu non sai una cosa, io ho avuto a che fare col calcio, perché Quando? un paio di anni fa io, Chetti e Gaetano della famosa trasmissione Playa Bonita siamo stati gli inviati di quelli che è il calcio. Ah sì, avete visto soltanto il calcio. Ho visto soltanto, poi io giocare al calcio è una cosa, infatti guardavo tutti sti ragazzi, premi a destra, premi a sinistra, e se mi vedessero giocare sarebbe veramente un disastro. Vabbè, no? fai altre cose, tu fai altre cose. Faccio altre cose, riesco discretamente a intrattenere il pubblico. Lo diciamo noi che le fai bene, però. Un applauso a Cristiano. Allora, senti Cristiano, prima di ricevere questo premio volevo chiederti a questo punto cosa succederà la prossima stagione, se te ne vai in vacanza oppure insomma... Ma perché non puoi andarci? Ma perché non dovete andare mai in vacanza voi artisti? Mi spiegate perché? Ero là prima, mi era venuto un attacco di sonno, ma non perché la tua trasmissione è noiosa, perché sono reduce da una stagione di insieme e neanche il tempo. Stamattina mi hanno detto guarda che devi iniziare Playa Bonita. Quindi addirittura? Il mio primo servizio di Playa Bonita stamattina, insieme è finito ieri, che era mercoledì, mercoledì l'altro ieri, sì. E quindi neanche il tempo, come vedi, siamo già al lavoro. Beh, però tu ti diverti facendo Playa Bonita, dai, lo sappiamo. Quello che dicono tutti, e tu ti diverti, c'è 40 gradi sotto il sole, e si diverte, giusto? Sei sempre attorniato di belle donne, quindi... Già me ne basta una donna, anzi ce ne sono due, basta. Bastano, Eva. Allora, a premiarti con il ritorno qui sul palco, insomma, il presidente della FIGC di Catania, Teresa Chiara, eccola qui. Come se ne capisce? Infatti. Poc'anzi è stata inserita in una premiazione per un uomo dello sport, adesso per un uomo della televisione. Allora, consegniamo a Teresa il premio da consegnare a Cristiano Di Stefano. Questo passaggio ufficiale, e lo accompagniamo con l'applauso del pubblico. I volti giovani della televisione fanno piacere, Teresa, perché aiutano anche i giovani a giocare al calcio. Possiamo pensare anche, chissà, un domani che qualche giovane ragazzo può diventare testimonial per questo gioco del calcio puro e pulito? Io direi di sì, però come l'anno scorso, la scorsa stagione, anche questa stagione, diversi esempi di fair play sono avvenuti in campo. C'è stato un ragazzo che ha detto all'arbitro di fermare il gioco perché non era vero che c'era il rigore, quindi tante situazioni si sono verificate. In passato un allenatore ha fatto in modo tale di raggiungere il pari perché il gol che era stato fatto non era corretto, quindi gesti di fair play ce ne sono. I nostri ragazzi devono essere solo indirizzati da noi adulti, perché loro hanno l'animo la maggior parte delle volte puro. E in questo caso, quando ci sono personaggi di questo genere, il messaggio può arrivare più dritto. Certamente. Può arrivare più diretto, anche perché i social network in questo momento sono importantissimi per i ragazzi. Anche la FIGC si è spostata, sia su Facebook, noi pubblichiamo tanto dei ragazzi. Innovazione totale. Sì, per arrivare più velocemente ai ragazzi, con messaggi positivi. Perfetto. Sempre. Consegniamo a Teresa Chiara anche la targa di partecipazione a questa quinta edizione dei Penalty Awards 2018. Grazie a Teresa e grazie a Cristiano. Grazie a Teresa. Grazie, in bocca al lupo per la stagione prossima. Allora,
a questo punto è il momento di far ritornare in scena il gruppo che ha aperto la nostra serata, ovvero il gruppo Arte e Balletto Academy, una scuola di danza di grande qualità e di grande professionalità. Adesso ci sarà un passo a due magico e con un'atmosfera ideale per prepararci poi alla parte finale della nostra manifestazione, che vedrà di scena dirigenti, allenatori e anche e soprattutto altri ruoli importanti del mondo del calcio, soprattutto nella categoria dell'eccellenza. Ritorna in pista l'Arte e Balletto Academy. Bravi, bravi, bravi. Arte e Balletto Academy, rimanete qui ragazzi, perché voglio invitare qui sul palco la vostra coreografa, ovvero Santina Pugliafito, che ci raggiunge. Grazie Santina, prego. Ecco. Santina, complimenti, perché insomma si vede la grande qualità, la grande professionalità della vostra scuola, e devo dire che ancora una volta soprattutto il passo a due dà sempre un'emozione molto particolare. Sì, è sempre quello che colpisce di più. Grazie per l'invito, io sono portatrice della parola in questo momento al posto della direttrice della scuola Arte e Balletto Academy, che è la maestra Patrizia Perrone. Noi siamo presenti nel territorio da oltre 30 anni e il nostro obiettivo è quello proprio di formare danzatori, e siamo riusciti tanti a formarli nel mondo della danza. Sono oggi professionisti sia a livello nazionale che internazionale. Conosco bene il vostro percorso, conosco bene i figli appunto di Patrizia. Consegniamo a Santina la targa ricordo che porterete chiaramente nella vostra Academy. Grazie, grazie ancora, grazie ancora, grazie ragazzi, complimenti. Il passo a due è sempre una grande emozione.
Adesso è il momento di parlare del ruolo del centrocampista e anche in questo caso l'imbarazzo della scelta, perché soprattutto nel campionato di eccellenza tanti nomi importanti con prestazioni maiuscole. Tra l'altro a premiarli sarà un personaggio siciliano secondo me straordinario. Vado subito a chiamare i 3 che sono in nomination per quanto riguarda la categoria centrocampo nel campionato di eccellenza 2017-2018. Francesco Cardia, Città di Messina, Nunzio Nicosia, Nuova Città di Caccamo e Alessandro Zumbo del Città di Scordia. Ciao Francesco. Ciao Nunzio. E ci raggiunge Alessandro Zumbo dello Scordia. Ciao, complimenti. Che imbarazzo della scelta, ragazzi. Centrocampo così, insomma, tutte le società lo invidiano, Arcigno, tecnico, giovane, insomma completo. Un centrocampo quest'anno che l'Ajax ha tirato fuori, devo dire, con grande intelligenza. E a premiarvi, pensate un po', secondo me è uno dei centrocampisti più importanti del calcio siciliano. Adesso ha avviato da qualche stagione la carriera da allenatore e già sta riscuotendo un grandissimo successo. Lo invito qui sul palco, Beppe Pagana del Troina Calcio. Abbiamo tifato per Beppe in maniera incredibile. Può darsi che ci sarà qualche novità, perché insomma finalmente la Vibonese ha vinto il ricorso, quindi sulla carta non ci stava in questo campionato. Ciao Beppe. Allora, consegniamo la busta? Consegniamo la busta per quanto riguarda l'eccellenza. Vediamo un po', mi metto da questa parte così sveliamo il nome di colui che vince per il ruolo del centrocampista. Allora, io l'anno scorso quando abbiamo costruito la squadra è stato il primo centrocampista a cui è chiamato. Si sono scoperte queste cose finalmente. Francesco Cardia. Francesco Cardia, Città di Messina, complimenti. Era super richiesto già sul mercato allora, quindi doppio complimenti per Francesco Cardia ed è Beppe Pagana che consegna la targa. Adesso tra poco arriverà anche quella per voi. Francesco, io vado a memoria, ma se non sbaglio nella prima o nella seconda edizione sei stato in nomination, o sbaglio, con l'Igea Virtus. Sì, anche in quel caso avevamo vinto il campionato d'eccellenza per salire in Serie D, poi sono approdato al Città di Messina dove ho trovato oltre una squadra, una famiglia e in 2 anni abbiamo fatto la doppia promozione, meritatissima. Meritatissima, adesso insomma la platea della Serie D sarà ancora più impegnativa, il vostro gruppo però credo che sia prontissimo. Sono sicurissimo che anche in Serie D faremo la nostra figura. Complimenti ancora, complimenti ancora. E allora invece poc'anzi parlavamo di un centrocampo giovane e ci siamo riusciti perché insomma la Nuova Città di Caccamo, che era diciamo un po' la squadra che rappresentava la novità in questo girone A del campionato di eccellenza, ha prodotto secondo me dei giovani e uno di questi sei tu, Nunzio. Il fatto di essere stato inserito in nomination credo che sia una grande soddisfazione. Poi il fatto che la Nuova Città di Caccamo abbia perso la finale, quella in questo momento può passare anche in secondo piano. No, grazie per il premio. Intanto devo ringraziare la società perché un giovane come me è importante che giochi in questa categoria. Come ha detto lei, ci sono molti altri giovani come me che meritano di giocare in queste categorie. La cosa che mi ha sorpreso di Nunzio guardando alcune sue fotografie è che quando lui è in campo sorride sempre e questo secondo me è il più bel messaggio, facciamoglielo questo applauso, sorride sempre. Invece Alessandro non lo vogliono vedere mai in campo perché è uno che ti mangia veramente le caviglie. È stata una bella stagione comunque a Scordia, Alessandro. Sì, intanto grazie a voi per l'invito. Che devo dire, quest'anno abbiamo trovato purtroppo una squadra forte per la categoria, una squadra che fa 13 vittorie di fila, non è facile raggiungere. Però per un attimo avete sperato con il Città di Sant'Agata di agganciarla questa fase finale di eccellenza nazionale. Sì, stiamo tentando, però poi purtroppo abbiamo perso punti con squadre diciamo bassa classifica e sono punti pesanti che poi alla fine rimpiangi. Beh, l'importante però è essere qui stasera sicuramente. Beppe, la Vibonese ha vinto il ricorso.
che c'entrava la Vibonese in Serie D quest'anno? Insomma, ci sorprende e ci amareggia nello stesso tempo. Un gol regolarissimo e adesso dovete rincorrere con gli avvocati, forse, chissà, una promozione in Lega Pro. Intanto grazie per l'invito e una buona sera a tutti. E niente, quello che hai detto tu è vero, è una cosa che fa male per come abbiamo perso la partita, però noi abbiamo dato tutto, quest'anno abbiamo fatto un'annata meravigliosa. Per una piccola realtà come Troina penso che sia stato qualcosa di irripetibile ed eccezionale. Adesso si è aperto quest'altro spiraglio, poco fa ero al telefono e anche oggi si è espresso il presidente della Serie C Gravina dicendo che ci sono i termini proprio burocratici per ridarci d'ufficio quello che ci è stato tolto, e noi speriamo veramente, perché sul campo l'abbiamo meritata, anche perché noi siamo arrivati primi e abbiamo perso uno spareggio solo per un calcio di rigore, quindi anche da quest'altro punto di vista diciamo che non ci regalerebbero niente, quindi noi ci auguriamo che giustizia sia fatta, ma ad ogni modo sia io che la squadra, la città, la dirigenza e tutto non ci possiamo rimproverare niente, perché abbiamo dato di tutto e di più, e poi alla fine, ripeto, solo un calcio di rigore ci ha negato una gioia immensa. Speriamo che questa gioia ci venga restituita diversamente. E noi siamo con voi. Consegniamo a Beppe Pagani il ricordo di questa partecipazione ai Penalty Awards e in bocca al lupo per tutto quello che verrà. Complimenti a Beppe, complimenti a Francesco, Nunzio ed Alessandro. Grazie a tutti voi, grazie a tutti voi. Quest'anno a Penalty abbiamo deciso di premiare un pararigori, nel senso che penalty, la sua parola in italiano è semplice, calcio di rigore, quest'anno ha indetto un premio molto strano, molto particolare, si chiama Penalty 11 metri e serve anche per premiare appunto un portiere che si è particolarmente distinto contro i rigori. E la particolarità di questo premio sta nel fatto che sarà uno stesso dirigente della società di cui è tesserato a premiarlo. E allora invito qui sul palco per ricevere il premio speciale Penalty 11 metri Stefano Caruso del Paternò Calcio. Ciao Stefano. D'altra parte con un portiere così alto è impossibile, vabbè, alto, non è che sei basso però è anche vero che quando uno insomma si trova di fronte a una persona di questo genere probabilmente un po' di paura la incute. Ma diciamo che quest'anno è andata bene. È andata bene. Allora a premiare il nostro Stefano Caruso, vincitore del premio Penalty 11 metri, sarà il tuo direttore sportivo, perché la caratteristica di questo premio è che è proprio un dirigente a premiarti della tua stessa società. Ed invito qui Aldo Bufalino, il direttore sportivo del Paternò. Ciao Aldo. Allora consegniamo ad Aldo il premio che a sua volta lo passa a Stefano, a dimostrazione insomma che il penalty è quello decisivo o in positivo o in negativo, in questo caso è stato positivo. Aldo, a Paternò insomma state resettando tutti perché il prossimo anno sarà l'anno tra virgolette forse della vendetta. Dovrebbe essere l'anno zero, diciamo. Ora la prossima settimana ci incontriamo con gli altri dirigenti e vediamo il da farsi. La tua esperienza ti porta comunque a credere ancora una volta che Paternò è una piazza troppo importante per rimanere fuori quantomeno dalla Serie D? Ma Paternò ha una storia, ha una Serie C sulle spalle, deve ritornare su quel palcoscenici. Se c'è l'organizzazione si va ovunque. Se c'è l'organizzazione e le persone giuste, sì, certo. Benissimo, allora noi ti consegniamo la targa di partecipazione in ricordo della tua presenza qui ai Penalty Awards 2018. Grazie a Aldo Bufalino e a Stefano Caruso per quanto riguarda la vittoria finale a penalty 11 metri. Grande finale adesso, tutto di un fiato, il miglior attaccante, il miglior dirigente ed il miglior allenatore, e poi chiuderemo anche questa quinta edizione dell'evento che racchiude il meglio del calcio dilettantistico siciliano. Partiamo subito con il ruolo dell'attaccante e chiamo subito sul palco i seguenti giocatori che sono in nomination: Giorgio Cicirello, Città di Sant'Agata, Salvatore Mincica, Città di Sant'Agata, e Davide Testa del Marsala. Salve, salve, salve.
al centro del palco, in questo caso al centro dell'attacco, 3 giocatori che fanno in media 60, 70, forse anche quasi 80 gol a stagione. E un terzetto di questo genere, insomma, tutte le società in questo momento secondo me lo sognano. Vedremo cosa succederà la prossima stagione, perché voi ogni tanto cambiate spesso, vi piace un po' mettervi in gioco con tante altre società. Tocca a me aprire questa busta che è pesante, è piena di gol questa busta. Allora, vince il premio come miglior attaccante della stagione 2017-2018 della categoria eccellenza Salvatore Mincica del Città di Sant'Agata. Allora, quanti gol quest'anno? Tanti, ma come del resto anche nelle passate stagioni. Insomma, tu sei un goleador di razza, come si suol dire. Ringrazio il mister, i miei compagni e la società, e anche merito loro se ho fatto questi gol quest'anno. È andato male un po' in finale nazionale, però insomma il rammarico viene messo da parte dal fatto che comunque avete veramente costruito un bel team, un bel gruppo, sia dal punto di vista dirigenziale che dal punto di vista tecnico, e credo anche dal punto di vista proprio umano tra di voi, perché so che avete sicuramente dalla vostra la voglia di stare sempre insieme. Sì, eravamo un grandissimo gruppo, noi abbiamo dato tutto e alla fine non è andata come volevamo, però alla fine, ripeto, abbiamo dato tutto ed è questo l'importante. Questo è l'importante, certo. Avete dato tutto voi, caro Davide, a Marsala, vincendo l'ennesimo campionato. A quanti campionati si è arrivato adesso? Almeno 4, 5? 4 campionati sono tanti, soprattutto perché sono poi accompagnati da tanti gol. Prossima stagione Marsala impegnativa, perché è una cittadina, che poi non è neanche cittadina, è una città che comunque ha veramente voglia di ritornare alla grande, soprattutto in Lega Pro, secondo me. Sì, hai detto tutto tu, abbiamo fatto un bel campionato sia noi sia Licata. Giustamente non sono piazze d'eccellenza, sono piazze di 3 categorie. Quest'anno ci siamo noi in Serie D, spero magari pure Licata, che sono i campionati quelli che contano veramente. Bravo, hai detto bene, sono campionati che contano veramente. L'accoppiata del Città di Sant'Agata è stata completata con questa accoppiata. Devo dire che Giorgio Cicirello è stato anche un po' la nota positiva e anche un po' a sorpresa, perché ci sono stati momenti che sei stato tu l'artefice della vittoria, come del resto certe volte anche Salvatore Mincica, a dimostrazione che insomma vi completavate a vicenda, raggiungendo l'obiettivo più importante, quello della vittoria per una squadra importante come quella di Città di Sant'Agata. Sì, sicuramente con Totò ci siamo trovati bene fin dall'inizio, però il merito è di tutti, dai nostri compagni, il mister, la società e dei nostri tifosi che venivano al campo sempre. Messa da parte insomma l'amarezza di un'eliminazione, adesso vi riposate e poi ricomincerete tutto da capo. Ricominceremo con lo stesso entusiasmo e soprattutto dal nostro campo, che è casa nostra, Biagio Fresina, che lo stanno facendo nuovo, stanno mettendo in sintetico, perciò speriamo di ripartire da là. Quando arriva il sintetico arriva la felicità di tutti i giocatori. Grazie ragazzi, complimenti ancora, complimenti. E dopo l'attaccante il momento dedicato ai dirigenti del campionato di eccellenza. Ed invito qui sul palco 3 nomi anche di grande spessore e soprattutto nomi di enorme esperienza calcistica a grandi livelli. Invito qui sul palco Claudio Cammarata del Licata, Maurizio Lorè del Città di Messina e Giuseppe Milazzo del Marsala. Grande Claudio, è sempre un piacere ritrovarti. Città di Messina e Marsala che si scambiano l'entrata. Presidente, il ruolo del dirigente è sempre quello più importante. In questo caso abbiamo un direttore generale, poi 2 presidenti di 2 squadre che hanno vinto il loro rispettivo girone, ovvero Marsala e Città di Messina. A premiare insomma il dirigente per quanto riguarda la categoria in questa stagione abbiamo un ex dirigente, un nome che ha legato insomma alla fortuna di molte società. Ho il piacere di invitarlo qui sul palco, Angelo Lainò.
lui dice sempre, ma io non è vero che ho fatto tanto, invece lui ha fatto tanto perché insomma ha avuto la fortuna di essere all'interno di parecchie società, di costruire tanti ragazzi e di inventare anche molti dirigenti che adesso insomma occupano ruoli importanti. Lo dico io. Assolutamente. Angelo. Allora, Eppure devo dire una cosa. Se io ho conosciuto, mio frate Gigi, se io ho conosciuto questa tua trasmissione, te l'ho detto, sì, è per Franco Anastasio. Lo so che mi fa tanta pubblicità. No, perché tramite lui una sera mi arrivò un messaggio. Stasera sono a vedere penalty. Ma che cavolo è sto penalty? Non lo sapevo. E per curiosità, dico, ora lo vedo. E ho visto te. E poi sei stato anche ospite spesso della nostra trasmissione. Ma questo è un fenomeno. Premia la carriera è tutto dire, no? Ma io meriterebbe molto di più. Consegniamo la busta ad Angelo Laino, sarà lui a darci il nome del vincitore per quanto riguarda il miglior dirigente del campionato di eccellenza. Giuseppe Milazzo, Marsala Calcio. Marsala Calcio, complimenti Presidente. Consegniamo a Laino, che a sua volta passerà la targa a Giuseppe Milazzo. Complimenti. Presidente, poc'anzi parlavamo sul Marsala che sappiamo tutti ha legato alcuni momenti della propria storia in categorie impegnative. Ancora una volta è ritornata in pista, subito una vittoria importante, con un gruppo importante, la dirigenza penso che abbia a questo punto voglia di stabilizzarsi quantomeno su certe categorie. Lei la rappresenta, vogliamo essere tutti ottimisti? Innanzitutto grazie per l'invito, grazie per la designazione e grazie per il premio. Intendo condividere questo premio con tutta la mia dirigenza, con tutta la città di Marsala e con tutti i tifosi che ci sono stati vicini. Speriamo di raggiungere altri traguardi. Il campionato è stato molto impegnativo, faccio i complimenti a tutte le squadre che lo hanno nobilitato, in particolare a Licata, che credo avesse la squadra più forte del campionato e che forse ha tardato a vincere questo campionato perché è impegnata nella Coppa Italia. Un grande in bocca al lupo a Licata e, come diceva Davide Testa, speriamo di vederli fin da questo campionato di Serie D con noi a gioire e a trepidare per una vittoria. Che bella questa cosa che ha detto il Presidente, Claudio, che tu insomma hai assorbito, anche perché 2 coppe le hai vinte soprattutto tu, prima a Troina e quest'anno a Licata. Che ti manca di più? Hai una grande esperienza di Serie A, ridimensionandoti anche in una realtà come Licata, come ti sei trovato? Perché credo che anche lì c'è voglia comunque di fare un calcio al di sopra del dilettantismo. Innanzitutto grazie a te e un saluto a tutti i colleghi e gli amici che sono qui in platea insieme a noi. Riguardo al mio posizionamento, io ho lavorato in Serie A, come ho lavorato a Licata quest'anno, come ho fatto il presidente in terza categoria. Credo di avere una versatilità tale ormai nel calcio che l'anno scorso giocavo anche in prima categoria, quindi devo dire che il presidente ha centrato tutto, mi ha dato un assist formidabile. Anche noi abbiamo fatto una stagione assolutamente degna di rispetto, non abbiamo chiuso con rammarico, abbiamo chiuso con la consapevolezza di aver fatto il massimo. Abbiamo incontrato sulla nostra strada una signora squadra, una società forte, alla fine il campo è quello che dà ragione. La Coppa ci ha penalizzato nel farci arrivare stanchi a determinati appuntamenti, però la Coppa è anche quella che l'anno scorso ci ha permesso a Troina di fare un altro percorso, quindi quando sei in ballo non puoi tirarti indietro, è come se rinunci al campionato o alla Champions, falli tutti. Avevamo una rosa all'altezza, qualcuno ci ha decimato e questa rosa all'altezza ce l'ha decurtata in maniera scientifica, però rimane la grandissima stagione. Adesso ci rimboccheremo le maniche e vediamo cosa succede in estate. Speriamo bene. Presidente,
vittoria pazzesca quest'anno, nessuno vi dava vincenti, ma non perché non lo eravate forti, però chiaramente da neopromossa si parte leggermente un gradino sotto rispetto a tante altre contendenti. È stata una stagione invece che ha dimostrato tutto l'opposto, grande organizzazione, un ottimo, straordinario settore giovanile, perché io vi seguo, e soprattutto una squadra che sta guardando in prospettiva, forse addirittura anche più della Serie D. Io ho questa sensazione, leggo i vostri post che parlano proprio di questa grande voglia di mettervi in gioco anche e soprattutto contro forse la CR Messina. È una domanda ma non è polemica. No, no, no. La nostra forza sicuramente è l'organizzazione. Noi siamo una società azienda, siamo degli imprenditori prestati al mondo del calcio. Vogliamo fare un calcio diverso, un calcio sano, un calcio oculato, con molta attenzione alla programmazione, perché il nostro forte sicuramente, se veniamo da 2 promozioni consecutive, quindi eccellenza, promozione e eccellenza, sicuramente è frutto di un'ottima organizzazione societaria che parte sicuramente dal magazziniere per terminare al direttore sportivo e al direttore generale. Noi siamo una grande famiglia che remiamo tutti nella stessa direzione, i ragazzi lo sanno, chi vuole stare con noi deve stare a determinate condizioni. Io faccio il manager nella mia azienda e ho portato la mia managerialità nel mondo del calcio. Con un occhio attento sicuramente al settore giovanile e alla scuola calcio. Noi siamo su Messina l'unica scuola calcio d'élite, abbiamo un settore giovanile importante, quest'anno siamo stati battuti in semifinale da un'altra grande squadra che è il Calcio Sicilia nella semifinale allievi. Abbiamo guardato la loro organizzazione, la faremo anche nostra e poi tireremo avanti per la nostra strada. Certo, Messina è una piazza difficile, avere 2 squadre oggi in Serie D è difficile perché i tifosi sono delusi, vengono da 10 anni di continue delusioni, vengono da 10 anni di presidenti millantatori, da gente venduta al calcio in maniera ingrata, perché questo lo dice, questi dicono i risultati. Questi dicono i risultati. Messina sicuramente non merita la Serie D, però è difficile fare calcio perché non c'è struttura. Io probabilmente quest'anno per fare la D dovrò farla nel nuovo rinnovato Marullo, dove il Camaro, altra gloriosa formazione di Messina, l'ha presa in gestione per 15 anni, pagherò il mio affitto, gli ho chiesto e mi hanno dato a disposizione la possibilità di una piccola casa, perché io parto dal punto di vista che non c'è differenza tra terza categoria e Serie D, dobbiamo avere noi una lavanderia, un ufficio all'interno di uno stadio dove andare a mettere tutto ciò che è basilare per fare calcio. Ahimè nel Meridione d'Italia è difficile fare calcio, molte volte però gli appassionati come me vengono messi anche davanti a tante porte chiuse che da un momento all'altro possono anche abbandonare. Potrebbe anche essere questo un caso. Beh, però io credo che insomma dalla vostra c'è questa determinazione che poi alla fine può anche risultare vincente. Noi ce lo auguriamo perché siamo degli sportivi. La passione molte volte passa davanti alle porte chiuse. È vero, è vero, è vero. Battuta anche con Angelo Lainò e consegniamo anche la targa ricordo. Intanto prendi la targa. Grazie, grazie. Loro vennero a giocare, io sono stato per un brevissimo periodo, e meno male che è stato breve, ad Adrano, e vennero a giocare da noi. Abbiamo perso 2-0 quella partita. Io dissi a un loro giocatore che è stato con me parecchi anni fa a Filistato, gli ho detto: vedete che voi, se la società vi piglia 1 o 2 elementi, vincete il campionato. Mentre il direttore ha detto: vincito il campionato. Ecco la dimostrazione. L'hanno vinto. Avevi azzeccato tutto. Grazie, grazie, grazie a tutti i dirigenti, grazie, grazie Presidente. Ciao Claudio, Presidente, ancora complimenti. Grazie a lei, direttore, Complimenti. Grazie. Grazie, grazie Angelo Lainò. Siamo arrivati alla conclusione con probabilmente il premio più ambito ed è anche il premio che mette sempre in difficoltà l'Ajax, perché è anche vero che il ruolo dell'allenatore, l'ho detto all'inizio del nostro evento, è sempre quello molto molto più importante, perché è quello che dà gli equilibri alla squadra, è quello che deve conoscere i problemi di tutti i giocatori, è quello che deve cercare di equilibrare anche i rapporti soprattutto con la dirigenza, e poi soprattutto è quello che paga prima di tutti gli altri se i risultati non sono dalla sua.
secondo me in maniera sbagliata, però vabbè, purtroppo è la legge anche del calcio. Io invito qui sul palco questo terzetto che è secondo me stellare per il calcio siciliano, e ho il piacere di invitarli qui sul palco, e sono Santino Bellinvia del Città di Sant'Agata, Giovanni Campanella del Licata Calcio e Giuseppe Furnari del Città di Messina. Ciao Giovanni. Ciao caro. Santino dov'è? Santino Bellinvia. Mi manca Santino Bellinvia. Non è arrivato. Avvicinatevi. Sarà successo un problema perché lui è sempre molto puntuale, preciso. Vabbè, succede, eventualmente vedremo di poterlo recuperare. Mi porgi questa busta che è pesantissima, ragazzi. Io sono veramente titubante, però prima di aprirla volevo intanto farvi i complimenti personali. Manca Santino, vabbè, i complimenti sono rivolti anche a lui. Iniziamo con quello che ahimè ha perso la possibilità di andare in Serie D, però rimane una bella soddisfazione, Giovanni, perché comunque la Coppa Sicilia è sempre una bella coppa, e poi, come ha detto giustamente Claudio, per colpa di qualcuno magari non si è andato avanti. Vabbè, nel calcio ci stanno anche queste cose qua, però devo dire che noi abbiamo fatto un bel campionato, il Marsala l'ha fatto migliore di noi, complimenti al Marsala. Tra l'altro tu sei arrivato a stagione iniziata, quindi sei riuscito, sicuramente grazie anche alla tua straordinaria esperienza, a resettare subito, a riorganizzare tutto, a dare la giusta energia, ed è la dimostrazione, insomma, che il tuo carattere lo conoscono tutti, insomma è fatto di tenacia e determinazione. Vabbè, bisogna vedere, c'è chi dice che c'è un carattere brutto, però avere un carattere brutto, dire le cose come stanno, non so se è un bene o un male, però. Secondo me è un bene, però. Non lo so, a volte è un male. Va bene. E invece devo dire che il Città di Messina ha giocato un bel calcio. Io ho visto molte partite e devo dire che ha giocato un bel calcio. Onore agli avversari, ma onore anche al tuo progetto tattico, per una squadra che quando è scesa in campo ha sempre giocato a pallone, e in queste categorie spesso e volentieri in alcune partite è sempre molto difficile giocare anche bene a pallone. Sì, grazie. Sicuramente era l'idea di gioco che ci eravamo prefissati già con la società in sede di programmazione della stagione, perché come ha detto il Presidente, certi risultati non si ottengono così per caso, ma sono frutto di programmazione da parte della società prima, e poi sul lavoro sul campo con lo staff e con i giocatori, e la disponibilità soprattutto di quest'ultimi, che sono sempre stati appunto sempre in prima linea, si sono sempre impegnati, non hanno mai tirato indietro nessun tipo di forza, e poi siamo arrivati al risultato finale. Tra l'altro per te è una seconda vittoria consecutiva, dopo la bella stagione e vittoria a Camaro, adesso questo bis contro insomma anche il parere di molti addetti ai lavori che pensavano che insomma il campione d'eccellenza forse anche un po' per inesperienza poteva diventare per te un problema. Sicuramente l'anno scorso col Camaro abbiamo fatto un gran campionato di promozione, per me era l'anno scorso il primo campionato di promozione e quest'anno il primo campionato di eccellenza. E il prossimo anno è il primo di Serie D? Il prossimo anno dovrebbe essere il primo di Serie D sicuramente, quindi è normale che questa mi dà molta gioia, ma ho avuto la fortuna di incontrare sulla mia strada due società molto organizzate, ma anche due gruppi di giocatori molto forti e molto sempre disponibili al lavoro. Perfetto, allora mi metto qui perché devo aprire questa busta. Comunque vada, è stata una grande stagione ed essere in nomination credo che sia una bella soddisfazione. Allora, miglior allenatore per quanto riguarda la stagione 2017-2018 per la categoria eccellenza, Giuseppe Furnari del Città di Messina. Lo consegniamo a Giuseppe, consegniamo anche la targa, ricordo, a Giovanni Campanella. Una battuta veloce. Si riparte da questo premio e si riparte con la stessa determinazione dell'inizio di questa stagione. Beh, ogni anno si azzera tutto, quindi dall'anno prossimo si ricomincia da zero comunque, quindi massimo impegno, massima disponibilità e si spera sempre di fare bene. Massimo impegno e massima disponibilità, penso che anche a Licata, insomma tu hai legato il nome da calciatore, ma in questa stagione hai dimostrato a Licata che quando fai le cose come vuoi tu, le cose poi risultano. E se la prossima stagione ci ritenti, noi siamo convinti che potrebbe essere ancora una volta una stagione vincente. No, se ci ritendo lo dovrebbe dire il Presidente. Io fino adesso non ho sentito nessuno. Beh, si dice sempre così, dai. Poi si vedrà.
Bene, allora noi vi auguriamo un in bocca al lupo per la prossima stagione. Grazie, grazie Giovanni, grazie Giuseppe. Allora, dato che siamo in chiusura di questo evento, io avevo il piacere di rinvitare di nuovo sul palco il nostro presidente dell'AIEC di Catania, il nostro José Sorbello. Allora, José, è il quadretto finale di questa ennesima edizione dei Penalty Awards. Tanti giovani allenatori nuovi, ma anche tanti giovani ragazzi che hanno, insomma, scommesso con tanto sacrificio in questa dura stagione. Il fatto che siano giovani, insomma, è una cosa bella, è un merito, non è che è quello che ci si aspetta sempre, no? Il ricambio è quello che è necessario affinché questo fenomeno rimanga sempre in vita e abbia sempre tutto l'interesse che continua ad avere da parte non solo degli addetti ai lavori, ma dalle famiglie soprattutto. Quindi io mi auguro che questa nuova generazione, non solo di calciatori, ma soprattutto di allenatori, educatori, riesca a trasmettere non solo la passione per il gioco del calcio ai bambini e ai ragazzi, ma soprattutto la passione alle famiglie, affinché possano vedere nella crescita dei loro ragazzi l'obiettivo, che non è soltanto quello di diventare campioni, ma è quello di diventare delle persone serie, responsabili e rispettose. Perfetto, grazie, grazie Giuseppe, grazie. Io volevo invitare anche qui sul palco adesso la cara Federica Zammataro, perché insomma lei ha accompagnato anche per buona parte della stagione finale di Penalty i vari commenti su questo calcio dilettantistico, e poi insomma chiudere con un volto femminile è doppiamente più bello in questo senso. Abbiamo anche una targa per lei per ricordare la sua partecipazione ai Penalty Awards. E dico anche, Federica, il volto femminile nel calcio è sempre visto con un po' di tensione, sbagliando, credo. Sì, è vero, ne abbiamo più volte parlato anche in studio e purtroppo ho avuto modo di toccare con mano questa triste realtà, perché a volte le donne, soprattutto nell'ambito sportivo, in particolar modo calcio dilettantistico, vengono viste un po' con un occhio, diciamo, strano, no? Tipo, ma è una donna, ma che ci fa qua? E invece? E invece no, perché ho avuto la possibilità e l'onore di supportare le comunicazioni del Paterno Calcio lo scorso anno a Biancavilla. Comunque sia, belle persone, una bella realtà, capita, come in tutte le cose d'altronde. Cerchiamo un attimino di essere meno maschilisti. Dai. Noi siamo per le donne. Grazie Federica Zammataro, grazie. Allora, prima di congedarci, volevo ringraziare naturalmente tutto lo staff tecnico coordinato dal nostro Giuseppe Giuffrida, volevo ringraziare Andrea Salerno, Roberto Di Marco, ringraziare anche Angelo Pandolfo e Chiara Sorbello. E poi voglio invitare, per chiudere la puntata, la odierna edizione dei Penalty Awards, con la nostra bella Federica Di Benedetto. Ha anche una voce lei, insomma, ha anche una voce. Federica, tanti giocatori, ancora una volta la stagione si è conclusa, a dimostrazione che dopo tanti sacrifici, insomma, adesso solo mare, penso. Sì, adesso per voi solo mare, fortunatamente fino a luglio, primi di agosto, esatto. Quindi vi auguro delle buone ferie, diciamo così. Bene, giusto, grazie a Federica. Io mi congedo da voi e vi dico pure che l'appuntamento con i Penalty Awards ritornerà di nuovo. La prossima stagione sarà la 6ª edizione. Grazie a tutti e buon calcio anche la prossima estate. Grazie.